due virtù sorelle che camminano insieme e generano forza che alimenta la nostra fede e la nostra speranza, noi che abbiamo la presunzione un pochino di voler seguire il Signore da vicino. La preghiera mantiene viva la nostra fede, assicurando il nostro rapporto di confidenza con il Signore. Perciò la preghiera è il migliore antidoto contro la sonnolenza la preghiera di Gesù, dell'agonia nell'orto degli olivi, mentre i suoi tutti dormivano. Vedendoli pieni di sonno, Gesù dice loro: vegliate per non cedere alla tentazione. Lo spirito è pronto, non tiene, la carne è debole e bisogna reagire. Abbiamo bisogno allora di una mente sveglia e di un interamente che cioè sono leoni, sto sempre con la testa sulle nuvole, le molte leoni, le ubriachezze. No, noi che siamo in chiesa non amiamo questo vizio, credo. Le nostre in sé sono ubriachezze. Che cosa sono? Le